ben ritrovati, benvenuti anche questa sera nello studio di TV7 Match per una puntata, buonasera Ermanno, che dedichiamo, diciamo, un po', ci sono un po' di ricorrenze, ma c'è anche l'attualità e questa sera apriremo con una ricorrenza che diciamo è stata ampiamente celebrata in questi giorni, e cioè parleremo della tragedia, del disastro del Vajont. 60 anni fa c'è stato un disastro, e viene pianto, viene fatta la ricorrenza, ma mai nessuno, salvo casi particolari, ha voluto indagare effettivamente cosa è successo. Ancora adesso la gente, se chiediamo alla gente cosa ne pensa, e dice è stata una disgrazia, è crollato il monte, quindi, ma non è stato così. E ci sono due tragedie, quella prima del Vajont e quella dopo il Vajont, e di questo parleremo con i nostri ospiti. Poi parleremo di Israele, perché naturalmente è una, diciamo, è l'ennesima guerra biblica di questa terra, che è stata la guerra più aggredita al mondo, dalle crociate, dall'invasione dei cristiani, ma all'invasione di Nabucodonosor, dall'arrivo del popolo nella cosiddetta terra promessa. È una tragedia. Ci sono stati anche i romani, no? Beh, i romani hanno fatto la strage, il famoso Esodo. Tito nel 70 d.C. ordinò l'uccisione di tutti gli ebrei se fossero stati tornati nella famosa terra promessa. E poi la popolare, popolare veneta, cioè la banca, che non l'hanno fatta fallire per poter fottere meglio i correntisti, e naturalmente che sono stati truffati. C'è un gruppo, delle associazioni che si sono messe insieme e sono riuscite quantomeno ad avere un minimo di rimborso, ma si spera, grazie alla loro, diciamo, compattezza, che il governo tiri fuori più soldi che non sono i nostri. Sono soldi accantonati, soldi perduti, che possono essere tranquillamente ridistribuiti prima che vengano le banche e non se li mangino. Ecco. Certo. Poi abbiamo la battaglia di Lepanto, ma lì naturalmente è una cosa infinita, perché anche lì di Lepanto non si parla poi fino in fondo di quello che è effettivamente successo, perché i genovesi sono scappati. L'effettiva motivazione per cui i genovesi in mezzo alla battaglia di Lepanto se ne sono scappati, ma poi anche il dopo Lepanto è ancora più interessante. Prego. Quindi con noi torniamo al nostro, diciamo, argomento originale, che è appunto Vajont. Il Vajont, certo, la tragedia del 9 ottobre 1963. Ne parliamo insieme agli ospiti che vi presento, che abbiamo qui con noi. Abbiamo in studio Michele Boato. Buonasera Boato. Buonasera. Grazie di essere con noi, direttore dell'Eco Istituto Veneto Alex Langer. E saluto in collegamento la professoressa Adriana Lotto. Buonasera professoressa Lotto. Buonasera. Grazie anche a lei della disponibilità, presidente dell'Associazione Culturale Tina Merlin. E saluto in studio il professor Antonio Galgaro. Buonasera professor Galgaro, del Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova. Grazie per la vostra disponibilità. Ermanno, abbiamo tre voci diverse che ci aiuteranno anche a capire appunto che cosa è accaduto. Cosa non è, come dire, che cosa ha fatto la politica, e non solo la politica, per costruire questa diga che non doveva essere costruita? Sì, è un vecchissimo progetto. Diciamo che il progetto nasce nel 1928, in piena era fascista. Si vuole dare energia all'Italia, energia elettrica. Naturalmente l'unica fonte dell'epoca era l'energia idroelettrica, quindi la caduta dell'acqua attraverso dei tubi, piuttosto che metteva in moto delle turbine, e quindi generava energia. Energia era il futuro della tecnologia dell'epoca.
non fu mai fatta per 1000 motivi, poi entreremo anche in questo discorso, e fu deciso poi nel 1957, quindi molto più tardi, di iniziare la lavorazione di questa diga, e fu fatta. Come fu fatta, naturalmente questo è perché e come fu fatta e quali motivi invece c'erano per non farla, è motivo appunto di questo dibattito, e appunto comincerei con Adriana Lotto a spiegarci perché era necessario, secondo la società produttrice, se era proprio necessario fare questa diga e che vantaggio avrebbe avuto la popolazione, a quantomeno l'Italia. Prego. Beh, intanto il primo progetto dell'ingegner Carlo Semenza viene presentato nel 1940 ed ha una prima approvazione nel 1943, subito dopo l'8 settembre. E poi, come lei giustamente ricordava, i lavori cominciano nel 1957. A dire il vero, prima dell'inizio dei lavori erano stati fatti dei sondaggi, ma soltanto sulle pareti che avrebbero tenuto la diga, non sui versanti dell'invaso, perché allora la legge non lo prevedeva. E soltanto qualche mese dopo si scoprirà, anche perché gli Erdani continuavano a dire, e Tina Merlin lo scriveva sul suo giornale, l'Unità, che sentivano rumori durante la notte, durante il giorno, e poiché sapevano che il Monte Toc, si chiamava così, in dialetto appunto friulano significa marcio, perché era il residuo sostanzialmente di una paleofrana. Ebbene, insomma, alla fine ci si rende conto, in parte Edoardo Semenza, in parte Leopold Müller, che sul versante appunto di sinistra del bacino c'è questa paleofrana che si sta muovendo. Quello che succederà dopo lo sappiamo tutti. Perché la diga dovesse essere costruita lì, individua il sito intanto il vecchio geologo Dal Piaz, che poi morirà nel 62, quindi non potrà assistere, se così si può dire, alla strage. Per produrre appunto energia idroelettrica, ecco, per alimentare Porto Marghera attraverso la centrale di Sovergine, che è tuttora in funzione e che alimenta Porto Marghera, Porto Tolle e arriva fino a Ferrara. Quindi c'era questo bisogno, ovviamente, insomma, siamo poi tra l'altro nel pieno del miracolo economico italiano. L'Italia aspira a diventare, insomma, una nazione importante all'interno dell'Europa. C'è però, al di là di tutto questo, poi ovviamente, no, energia significa appunto alimentazione di Porto Marghera, significa dare lavoro agli operai. Di tutto questo però la montagna conosce soltanto l'altra faccia, la faccia oscura, per così dire, e cioè degrado ambientale, dissesto idrogeologico, emigrazione. Sì, in quegli anni, negli anni 50, si emigra moltissimo, rapina delle risorse idriche. Quindi tutto quello, insomma, che Tina Merlin denuncia sul suo giornale, laddove dice, insomma, noi non siamo contro il progresso, non siamo contro la costruzione di impianti idroelettrici, ma siamo contro quel progresso che significa riempirsi il portafoglio per alcuni e significa invece disagi per altri. Da notare poi che Tina Merlin non arriva al Vajont per caso, lei ha già seguito e inseguito, se così si può dire, la SADE. Il primo articolo che mette in evidenza come gli invasi danneggino, lesionino le case, ad esempio di Vallesella, è del 1955. Sì. Lei arriva poi al Vajont nel 1957 perché la SADE, come
in altre zone di questa provincia, sta espropriando i terreni pagandoli un prezzo irrisorio, e poi via via si renderà conto appunto che non si tratta soltanto di espropri e di costrizione, insomma, ad abbandonare le proprie case, ma si tratta di un rischio, di un pericolo, insomma, che mette a repentaglio la vita stessa degli ertani. Però bisogna andare avanti, perché occorre appunto acqua, occorre produrre energia idroelettrica. Ricordiamoci che lo Stato italiano contribuisce per l'80% alla costruzione dell'intero impianto, no? Il cosiddetto grande Vajont. E quando ci sarà nel 1962 la nazionalizzazione dell'industria elettrica e la SADE appunto venderà allo Stato i suoi impianti, e lo Stato li pagherà un'altra volta, quindi insomma sì. paga due volte. Adesso poi ci arriviamo un po' alla volta. Allora, diciamo che la SADE è quella che vuole costruire questa diga e creare un bacino per trattenere l'acqua e da qui creare energia elettrica. Questo lo spieghiamo ai nostri telespettatori. Oggi l'energia elettrica la compriamo dalla Francia, che ha l'energia nucleare, o lo compriamo da altri paesi. Però, diciamo, la SADE va contro se stessa all'inizio col progetto, perché la SADE neanche si preoccupa di sapere quello che sta facendo. Perché quella zona, una volta, nell'era glaciale, c'era un ghiacciaio, e questo ghiacciaio aveva raccolto, come tutti i ghiacciai, aveva raccolto i residui che venivano giù dalla montagna, e quindi aveva creato, diciamo, quello che si chiama la morena, mi pare, in termini geologici, giusto professore? Corretto. Creato questa morena, è una situazione instabile, è una massa di ghiaia appoggiata alle pareti lisce, perché sono pareti lisce quelle che stanno sotto la ghiaia, pareti lisce che stanno lì in equilibrio assolutamente instabile. Riempire quel bacino vuol dire creare l'instabilità che poi porterà al disastro. Professore, mi vuoi aiutare in questo senso? Sì, da dove partiamo? Possiamo partire dalla insomma, caratteristiche del luogo. Un'azienda che fa una cosa di questo genere e poi si ferma perché la SADE si ferma e sa che non può riempirlo, è perfettamente cosciente, quindi ha fatto una cretinata, ma l'ha fatta una cretinata, una diga che è perfetta, perché la diga è ancora lì, non ha avuto nessun problema, la diga è fatta in maniera perfetta. Il problema è l'instabilità. Allora, cui prodest va a vantaggio della SADE a fare una cosa che non funzionerà mai? Questa è la domanda, no? E poi perché la riprende e fa il collaudo? Ma partiamo dalla prima domanda. Se io so che alla fine non mi servirà a nulla, perché? Perché la diga è pagata all'80%, che vuol dire 150%, perché a quell'epoca i conti non si andavano a vedere. Prego, professore. Sì, evidentemente c'è un po' una mentalità abbastanza diffusa che quello che è di proprietà dello Stato, il denaro incluso, non è di nessuno invece che di tutti. E quindi effettivamente la leggerezza in questi casi viene un po' da questo tipo di mentalità. Certo è che l'instabilità del versante era nota già da prima, sì. Come diceva anche la professoressa. Si è mossa anche della roccia, non è soltanto morena, e quindi insomma, era veramente una massa molto grande che si stava mobilizzando, ed era evidente già dalle prime misurazioni che hanno fatto. Ora, il motivo per cui hanno ugualmente cercato di chiudere il progetto è evidente che non è mai stato chiarito. Ecco. Io mi occupo della parte geologica e quindi mi limito a questa. Ecco. No, ma, per spiegarlo, perché noi parliamo ai nostri telespettatori che magari non ci seguono, cioè la diga è stata pagata all'80% dallo Stato, il che vuol dire che hanno alzato un po' i prezzi, così ci stavano comodamente, già avevano guadagnato, quindi poi se funzionava o non funzionava forse non era una cosa molto interessante, giusto?
Sì, c'erano anche delle altre commesse internazionali che la SADE e le società satelliti avevano, e quindi dovevano dimostrare di essere in grado di fare un'opera che poi poteva essere replicata altrove. Quindi c'erano anche delle motivazioni legate così alla visibilità, ecco, non è soltanto faccio qualcosa per prendermi i soldi dallo Stato. Ho capito, quindi doveva far vedere la capacità della SADE nel proporsi a fare delle opere di questo genere, sì. E l'opera però, bisogna ammetterlo, la diga è una grande opera, una bella opera, no? Sì, dal punto di vista, diciamo, ingegneristico, architettonico, sì. È un'opera che ha dimostrato, insomma, anche la sua capacità anche di resistere a delle sollecitazioni importanti. Il problema è che il luogo va scelto in modo adeguato, non è la struttura poi importante, ma è importante l'invaso, cioè la zona che viene poi allagata, che deve avere caratteristiche di stabilità nel tempo e che possa consentire di poter riempire e svuotare senza creare delle problematiche nelle zone vicine, cioè i versanti, cosa che non è stata fatta. Cioè, nelle prime indagini effettivamente, secondo normativa, e quindi hanno scelto, diciamo, di operare secondo quella che era la normativa di allora, i saggi, sono delle perforazioni, diciamo, preliminari, erano state fatte soltanto nella zona, diciamo, limitrofa a quella che doveva essere poi questo lago a monte della diga, non nelle zone a monte che erano quelle che avevano evidenza già di instabilità. Da lì poi è cambiata la normativa mondiale e quindi effettivamente ha insegnato qualcosa non solo agli ingegneri e architetti ma anche ai geologi, che bisogna guardare nell'interezza il bacino, ecco, non soltanto limitarsi con occhio un po' solo focalizzato a quella che è la vicinanza alla struttura. Ecco. Ma se degli abitanti che sicuramente non erano geologi andavano a dire ma questo è il Monte Tocco, cioè il monte di così fragile, giusto, dottoressa? E come mai i geologi dell'Università di Padova non dicono va bene, il punto dove voi attaccate la diga è stabile e può tenere la spinta dell'acqua, ma però il resto non se ne accorge il professor Dal Piaz, che il resto invece è fragile? Prego. Se ne accorge il figlio di Semenza, Edoardo, il geologo, che viene redarguito pesantemente dal padre, che gli dice stai calmino, questa relazione la devi cambiare, sii molto più moderato, e Dal Piaz si associa al padre a dirgli questo. Cioè c'era un Edoardo Semenza che non è il padre ma è il figlio, non a caso. Io ho chiesto che cambiassero il nome del rifugio Semenza da Carlo Semenza a Edoardo Semenza per questo motivo. E lo ha detto chiaramente, c'è anche un film che è stato fatto una decina di anni fa dove si vede il litigio fra i figli del padre, ha detto ma nel 60 c'era stata una frana scesa nel lago, che già c'era un po' di acqua, di 700.000 metri cubi, quindi non erano solo i rumori della gente che potevi dire magari di notte c'erano le pecore invece era la frana o viceversa, era una frana e questa cosa qua era incontrovertibile, quindi è evidente che Ingegner Biadene e i suoi capi, poi paga Biadene, paga niente, 2 anni, una cosa ridicola. Ingegner Biadene e i suoi capi sapevano perfettamente, ma dovevano appunto far valere l'eccellenza della SADE nella costruzione delle dighe. Dovevano far vedere allo Stato che i soldi li doveva dare un'altra volta, perché c'era la nazionalizzazione, quindi l'acquistava lo Stato, doveva far vedere che era la diga più alta del mondo e la migliore del mondo. Mi ricordo mio padre che mi portava, ero ragazzino, a vedere la diga in costruzione, perché tutti pensavano al miracolo, poi solo i lettori dell'Unità capivano qualche volta che c'era un problema, e una volta anche dell'Osservatorio Romano un trafiletto, perché il parroco di Erto è stato uno poi dei testimoni di questo fatto contro la SADE, ma la questione del saperlo c'era, ed ecco che Biadene impedisce a Ghetti, professore di idraulica, ingegnere di Padova, impedisce di rendere pubblica la relazione dell'esperimento che aveva fatto, da cui risultava perfettamente che ci sarebbero stati 20 milioni di metri cubi di acqua che avrebbero superato la diga, già lì si capiva, saranno 25,
quindi sì, non aveva neanche sbagliato. Maghetti non la rende pubblica e sarà resa pubblica dal giornale Il Giorno solo perché un tecnico dell'università la ruba e per coscienza la rende pubblica, perché altrimenti non sapremo neanche che Getty aveva fatto già 2 anni prima gli esperimenti e che tutto era previsto esattamente come è successo. Ma mi scusi, allora mi domando, faccio una domanda per i nostri telespettatori, ma io sono un imprenditore, ho un'azienda che è un'azienda a livello nazionale, addirittura internazionale, come faccio a fare una cosa che poi non starà in piedi, salvo la diga che ancora... La risposta la dà Biadene, sì, che Dio se la mandi buona. Perché quando la sera del 9 gli telefonano, lui era a casa a Venezia, gli telefonano, guardi che sta venendo giù qua, invece di dare l'ordine di evacuazione, Biadene lo doveva dare lui, perché era lui il responsabile di quel progetto, dice che Dio ce la mandi buona. Basta, speravano nel miracolo, il miracolo non c'è stato e il disastro è avvenuto. Ho capito. Bene, allora... Biadene abitava sotto di me, al terzo piano, io in Calle dei Cerchieri a Venezia e al quinto. Quando l'hanno condannato a 5 anni per 2000 morti, 5 anni, gliene hanno tolti 3 per motivi di salute, l'hanno messo in infermeria, è stato solo 2 anni a Santa Maria Maggiore, all'albergo di Santa Maria Maggiore a Venezia, 2 anni in infermeria e la sua compagna, sua moglie compagna, ogni giorno andava alla locanda Montini, il miglior ristorante di allora, e gli portava il pranzo in carcere. Questa è la giustizia italiana e l'hanno portato il processo, sapete, all'Aquila, perché la gente di Longarone e i parenti non potessero assistere a questo scempio della giustizia italiana. La Sade naturalmente è rimasta fuori, solo Biadene, Biadene e un altro, un paio sono stati entrambi a 2 Il secondo anni. ha avuto 3 anni, ma anche quello credo non ne abbia fatto neanche uno. Invece Biadene 2 anni. Ecco, questa è, diciamo, la prima Repubblica. Allora, però in questa vicenda naturalmente è il 60° anniversario, purtroppo avremmo fatto a meno di questo anniversario. Allora facciamo vedere un nostro contributo, il numero 1, la celebrazione del Vaillant, avvenuta qualche giorno fa. Era la notte del 9 ottobre 1963. Alle 22:39 avvenne quello che in molti avevano previsto, ma che in troppi avevano volutamente e colpevolmente ignorato. Una frana di dimensioni gigantesche, 260 milioni di metri cubi di roccia e fango, si staccò dal Monte Toc e precipitò nell'invaso del Vaillant, alzando un'onda alta oltre 200 metri che scavalcò il coronamento di quella che allora era la diga più imponente del mondo e seminando distruzione e morte in tutta la valle del Piave. La mattina dopo i comuni dell'area, le case e le strade non esistevano più. 1910 furono le vittime, molte delle quali mai ritrovate. A distanza di 60 anni dalla sciagura, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto essere presente in prima persona alle commemorazioni a Longarone, a Erto e Casso e nei luoghi della tragedia. L'omaggio alle vittime, iniziato con la visita al cimitero monumentale di Fortogna a Longarone. Il Capo dello Stato, accompagnato dal sindaco Padrin, ha deposto una corona di fiori, mentre la tromba di Paolo Fresu suonava il silenzio. Momenti toccanti, accompagnati dai bambini di Longarone, vestiti di bianco, che hanno alzato verso il cielo i nomi dei 487 bambini morti nella sciagura. L'omaggio e la stretta di mano ai soccorritori di allora, a chi riuscì miracolosamente a scampare al disastro. Poi la salita fino all'area della diga, i passi sulla sommità accompagnato dal sindaco di Erto e Casso, Antonio Carrara, e la solenne commemorazione civile. Era da 20 anni che un Presidente della Repubblica non veniva a Longarone. Dopo le visite di Segni, Saragat, Pertini, l'ultimo era stato Ciampi nel 2003, nel quarantennale dalla tragedia. Aveva fatto rumore 10 anni fa l'assenza del Presidente napolitano nel giorno del 50°, a cui aveva presenziato solo il Presidente del Senato, Pietro Grasso. Mattarella per questo ha voluto esserci e ha ricordato nel suo discorso le immagini e i racconti dei soccorritori e dei sopravvissuti. Ha raccontato di come l'ONU abbia riconosciuto il Vaillant come uno dei più gravi disastri ambientali della storia. Una tragedia, ha detto, che non avvenne per caso. La tragedia che qui si è consumata reca il peso di gravi responsabilità umane, di scelte che venivano denunziate da parte di persone attente anche prima che avvenisse il disastro, perché occuparsi dell'ambiente e rispettarlo è garanzia di vita. All'intervento dell'uomo che si ritraduca in prevaricazione corrisponde la violenza della natura.
La documentazione del processo che ne seguì ora rimarrà in questi luoghi. L'ha assicurato Mattarella in risposta alle precise richieste delle comunità e delle istituzioni locali. Per quelle 1910 vittime, molte delle quali mai ritrovate, i procedimenti giudiziari portarono però a 2 sole condanne. A ricordarlo è stato il presidente del Veneto Luca Zaia, chiedendo che il 9 ottobre, giornata in memoria delle vittime dei disastri causati dall'uomo, venga ricordato non per le vittime causate dall'incuria, bensì dal delirio di onnipotenza dell'uomo. Qualcuno ancora la definisce come una tragica fatalità. Non è stata una tragica fatalità. La storia della fragilità di questa montagna era nota fin da subito e penso che in un momento come questo dovremmo riaffermare che l'uomo non è immortale davanti alla natura, non è invincibile davanti alla natura. La Premier Meloni ha scritto sui social che la memoria del Vajont deve essere un monito, ci deve ricordare quanto è costata l'irresponsabilità umana. Altro che monito, replichiamo noi. Il monito già all'epoca era suonato forte e chiaro nelle menti di chi quell'opera l'aveva progettata, finanziata e costruita, ma che voleva truffare lo Stato perché aveva tra le mani un'opera mastodontica che era conclusa ma non poteva essere collaudata. Fu collaudata lo stesso, ben sapendo le conseguenze che questo avrebbe avuto sulla montagna e sui suoi abitanti, e non venne diramato alcun allarme, altrimenti tutto si sarebbe fermato e l'affare criminale sarebbe diventato un vero buco nell'acqua. Il monito non era servito a nulla perché il profitto era l'unico obiettivo, ed è facile oggi, dopo che per 60 anni la politica ha sempre protetto se stessa e i suoi interessi, uscirsene con proclami e frasi di commozione. All'epoca nessuno mosse un dito e così accadrà ancora, prima del prossimo Vajont. No, nessuno. Prego, professoressa, vuole aggiungere qualcosa? Beh, nessuno proprio no. Tina Merlin l'aveva ecco, scritto. Ci parli l'aveva di detto, Tina anzi, Merlin. Chi era questa Tina Merlin era una donna partigiana, nata da una famiglia di contadini che si era ritrovata a fare la giornalista già nel 1951, cioè la corrispondente, diciamo, da questa provincia, appunto per l'Unità. E come appunto dicevo poc'anzi, segue la SADE fin dal 1955, arriva al Vajont, scrive, e una cosa interessante è che intanto viene denunciata e processata a Milano e assolta, anche perché il 4 novembre del 60 cade nell'invaso quella frana di cui parlava, a cui accennava poco fa Michele Boato. Quei 700.000 metri cubi appunto di roccia, di detriti che cadono, sono la prova, insomma, che quel versante è davvero instabile, per cui il giudice Milano, Angelo Salvini, la assolve con una formula piena. Ma la cosa interessante è che 20 giorni dopo, il 21 febbraio del 61, 20 giorni dopo che Müller presenta il suo 14° rapporto, in cui per la prima volta si accenna anche al pericolo che correrebbe Longarone, ecco, Tina Merlin scrive che 50 milioni di metri cubi minacciano appunto l'abitato di Erto, perché stanno per cadere nell'invaso. Ed è a seguito anche di questo che Ghetti appunto a Nove farà il suo famoso esperimento, no, su un modello appunto approntato allo scopo. E a questo proposito vorrei però anche dire che la SADE ha sempre impedito che ingegneri idraulici e geologi si incontrassero e condividessero le loro osservazioni. Quindi sono sempre stati tenuti, diciamo, separati, perché appunto, come si è ascoltato anche nel servizio, bisognava andare avanti. Cioè la SADE doveva consegnare allo Stato un impianto che funzionasse. Addirittura aveva pensato di far funzionare momentaneamente, senza autorizzazione, la centrale del Colombert, per far vedere che comunque, ecco, l'impianto funzionava, e anche perché si era accorta che in questi continui invasi e svasi, ecco, la montagna appunto stava cedendo.
Quindi Tina Merlin alla fine, rammaricata di non aver potuto impedire quello che lei chiama un delitto, scriverà appunto, tutti lo sapevano ma nessuno si mosse. Mentre gli altri giornali il giorno dopo grideranno alla fatalità, sì, alla natura crudele. Adesso faremo vedere anche questo. Però quello che meraviglia è che una persona che dice le cose come stanno, non diceva nient'altro che fatti, viene processata, e questa è l'Italia del dopoguerra. Allora passiamo col secondo contributo, cioè l'effetto, la interpretazione del nostro servizio che è andato in onda sul telegiornale. Una storia di profitto, una truffa allo Stato ed infine un crimine. Ecco il Vaillant della vergogna che a 60 anni da quel 9 ottobre ancora racconta di come una truffa si trasformò in una tragedia, costata la vita a quasi 2000 persone. Una storia di profitto e opportunismo lunga anni, ad opera della SADE, la Società Adriatica di Elettricità, fondata da Giuseppe Volpi, già ideatore dell'area industriale di Porto Marghera e della Mostra del Cinema di Venezia. Fin dal 1928 la SADE desiderava mettere le mani sulla stretta gola del Colomber, appena fuori Longarone, per sfruttarne il potenziale idroelettrico. Nelle parole del geologo Dal Piaz, un luogo che si presta perfettamente con la sua roccia solidissima alla costruzione di una grandiosa diga. Col favore del regime fascista